Il tema dell'acqua, fonte da salvare e salvaguardare prima che il nuovo oro finisca nelle mani sbagliate con conseguenze inimmaginabili. Ieri sera nell'auditorium comunale di Rivignano se ne è discusso. Presenti il sindaco di Rivignano Teor Mario Anzili, il suo omologo di Cercivento Luca Boschetti, il presidente dell'ANCI del Friuli Venezia Giulia Mario Pezzetta, alcuni esponenti dei comitati spontanei a difesa del bene Franceschino Barazzutti per l'Alto Friuli e Aldevis Tibaldi per la pianura e Bassa Friulana. Tra i relatori l'ingegner Fabio Berlanda, direttore per la gestione delle risorse idriche e dell'energia della provincia autonoma di Trento. Una differenza che deriva direttamente dal quadro legislativo che consente allo Statuto di autonomia speciale della provincia di Trento una competenza primaria e quindi diciamo di darsi le regole. Ecco, è brutto a dirlo per noi, però almeno voi l'autonomia la mettete in pratica. Sì, c'è una buona messa in pratica, nel senso che sono stati adottati ad esempio degli strumenti tecnici che danno una fotografia reale della quantità e della qualità delle acque sul territorio trentino. Senta, cosa vuol dire oggi come oggi tenere sotto controllo questa situazione? Beh, significa che parliamo di una risorsa fondamentale, significa che questa risorsa ha in sé anche alcune contraddizioni. C'è chi dice che bisogna allontanarsi dall'utilizzo del petrolio e quindi di fare energia con l'acqua. Nello stesso tempo c'è chi dice, e quando dico c'è chi dice sono le leggi europee, nazionali, locali, che l'acqua va lasciata nei corsi d'acqua per ottime ragioni ambientali. Quindi il risultato tra queste reali contraddizioni non può che essere quello di una pianificazione, di una programmazione che deve passare per studi tecnici approfonditi. Ecco, non solo fatta sulla carta, ma fatta proprio sul campo. Fatta sul campo con misurazioni per quel che riguarda la quantità, analisi per quel che riguarda la qualità.